Beh, oddio, sicuramente andare in zona rossa sarebbe insomma un'altra stretta, però non lo so. Ma io mi adeguo, guardi, a quello che non si può fare diversamente purtroppo. Non lo so, neanche proprio quelle altre che decidono. Noi, Si rimette nelle loro mani. sì, sì, Ma lavorativamente parlando come si fa? è difficile, è difficile. Dopo non lo so se proprio serviva tutto questo. Fascia arancione, una via di mezzo, cerchiamo Un arancione rinforzato? un arancione rinforzato decisamente. Senti, ma quanto è difficile, quanto sta diventando difficile ancora questa situazione? Allora, da studentessa universitaria ormai la cosa è collaudata, i compagni di classe non ci sono più, sicuramente manca un po' la vita così. Arancione? Io temo che sceglieranno per la zona rossa. Chi ha la fortuna comunque di poter lavorare, di muoversi in qualche maniera si arrangia. La vera disperazione è per chi con queste chiusure non riesce a lavorare. Io sono addirittura per il bianco, per cui no. Secondo me questo è una cosa che non serve a un tubo. A me sembra appunto critica la situazione e le misure che stiamo prendendo non sono sempre, non arrivano sempre al momento giusto. Io spererei comunque per una zona arancione, perché fare nuove quarantena, poi anche comunque per i lavoratori, c'è una situazione un po' difficile. Se la gente si comporta bene, diciamo che ognuno si responsabilizza, si può stare anche in arancione, insomma. C'è una confusione in giro e quello per noi sono preoccupato anche perché non si sa come comportarsi, tutto là. Io per me chiuderei tutto